Sì, qui finalmente attraverso il 174, che è un numero neutro, 174, ma che è un provvedimento nazionale voluto dal governo e approvato dal Parlamento, si mettono delle regole chiare su tutto il funzionamento dei consigli regionali, ma anche dell'altra politica. E si mettono dei tasselli precisi, si mettono essenzialmente in rilievo le questioni delle spese, le questioni dell'indennità, le questioni degli stipendi dei consiglieri, quello che possono fare e quello che non possono fare, senza le varie interpretazioni, ma in maniera chiara. E ricordo che è l'unica regione in questo momento che si è adeguata per prima e senza scappatoie o senza rinvii perché ci sono elezioni in corso, come qualcuno dice, noi ci siamo adeguati, capendo la situazione del momento, che è una situazione delicatissima, ma nello stesso tempo anche una situazione che ha bisogno di trasparenza. Trasparenza perché lo citavo? Perché si instaura, si porta non solo i revisori dei conti, che sono pagati a controllare la giunta e il consiglio, ma anche la Corte dei Conti. Ogni 6 mesi noi online gli diamo tutto quello che facciamo, dall'acquisto della carta igienica fino praticamente al pagamento del consulente. E allora a questo punto è vera trasparenza.